Siamo tra i monti di Agius e il massiccio dell'Imbara. Immerso nel verde della Gallura si erge un maestoso e possente testimone della civiltà nuragica. È il nuraghe Maiori, simbolo dell'evoluzione della civiltà nuragica, uno tra i più significativi monumenti protostorici della Gallura. Siamo qui con Angela Antona, a mio parere il maggior protagonista su questo nuraghe qua. Benvenuta, dottoressa. Allora, andiamo subito con le domande, perché ho diverse curiosità. Queste domande io le ho scritte in base alla mia curiosità e penso anche a quelle delle persone. Non tutti siamo archeologi, io lo dico, non sono archeologo, imparo da voi, che siete i più grandi maestri che si Guai può se avere. lavorassimo per noi. Allora, io ho subito una domanda che, allora, iniziamo con la domanda più facile forse, così partiamo. Perché il nuraghe Maiori? Cioè il significato è il nuraghe maggiore, no? Che significa? Perché è stato dato questo nome? Ma credo perché è il nuraghe meglio conservato della zona, ma soprattutto il più maestoso. Addirittura Alberto della Marmora, quando visita i nuraghe Maiori, lo riferisce già questo nome e nel descriverlo dice è il nuraghe di maggiori proporzioni e meglio conservato di tutto questo altipiano Sì. del quale il nuraghe Maiori fa parte. Che è meraviglioso, poi vi faccio vedere le fotografie e il video che è davvero imponente. Infatti una domanda che iniziamo con quelle domande un po' più serie. Secondo i tuoi studi, quali sono le fasi evolutive del nuraghe Maiori? Allora, credo che possiamo attenerci a quello che lo scavo ci ha raccontato, no? Alla stratigrafia che Sì, lo scavo ha restituito. Contrariamente a quello che si pensa, per cui il nuraghe veniva attribuito a chissà quali fasi dell'antichità, chiamandolo solo proto-nuraghe, ma attribuendolo addirittura al bronzo medio non troppo sì, avanzato. E invece lo scavo ci ha restituito lo stato di fondazione, che è quello del bronzo medio terzo. ho Quindi capito. il periodo, quando comincia la ceramica a pettine, Sì, prima il nuraghe Maiori non c'è, perlomeno non abbiamo trovato nessuna traccia di maggiore antichità. Anche l'idea che possa essere un nuraghe ristrutturato, quindi trasformato da proto-nuraghe in nuraghe di tipo misto, sì, ehm, un po' è contraddetto da quello che l'architettura ci racconta e la stratigrafia che l'accompagna ci racconta. E cioè questo è un nuraghe che sembrerebbe essere nato nella sua complessità quale lo vediamo oggi, e cioè un unico corpo. Se noi guardiamo il nuraghe dall'alto vediamo la forma di un grande torrione, come se fosse un'enorme monotorre, ma con diametro di 17 metri da una parte e 17,40 sull'altra diagonale, grandissimo. come se fosse appunto un unico torrione. In realtà poi entriamo e vediamo che è molto articolato. Poi quando lo visiteremo Sì, vedremo tutti questi particolari, quindi un corridoio che attraversa tutta la struttura e su di esso a destra e a sinistra si aprono due ambienti che sono coperti a falsa cupola. Mentre l'ingresso ha la classica copertura a piatta banda, che poi è tipica dei nuraghi a corridoio, nella seconda parte del corridoio stesso procede senza soluzione di continuità rispetto alla prima parte, procede con un profilo a D che è tipico sì, degli altri nuraghi, dei nuraghi di tipo più classico. Quindi quando parliamo di nuraghe maiore dobbiamo parlare di un nuraghe di tipo misto, una mediazione fra il nuraghe a tolos e il nuraghe a corridoio, ma entrambi i tipi erano evidentemente ben conosciuti all'architetto che ha disegnato sì. questo nuraghe e alle maestranze che lo hanno realizzato. Adesso faccio un'altra domanda. Quale poteva essere, tu hai fatto gli scavi, Sì. quindi ti chiedo, quale poteva essere la probabile vita quotidiana che si svolgeva qua, in base a quello che avete ritrovato?
Allora, del nuraghe abbiamo una buona serie di elementi. Del villaggio che si svolgeva intorno conosciamo soltanto l'ubicazione. Dunque quando noi parliamo di vita quotidiana del sito nuragico del nuraghe Maiori, dobbiamo pensare anche a quello che si svolgeva nel villaggio. Questo però lo conosciamo attraverso altri scavi, sono abbastanza consistenti gli scavi di nuraghi qua in Gallura. Abbiamo l'esempio del nuraghe La Prigiona di Arzachena, del nuraghe Albucciu che è molto simile strutturalmente al nuraghe Maiori. Ma anche la vita dentro il nuraghe ci è raccontata degli oggetti della quotidianità, quindi tutte quelle forme ceramiche che appartenevano alle fasi di lavorazione del latte, alla mollitura del grano, alla preparazione delle focacce, alla preparazione del pane. Incredibile. Addirittura abbiamo fra i tegami del nuraghe Maiori abbiamo un differente trattamento delle superfici, dunque si intuisce bene come ci fossero quelli destinati alla cottura degli alimenti tipo farinate, Sì. perché sono molto ben impermeabilizzati con Sì, argilla ho sottile, capito. altri invece più porosi con fondi classici idonei alla cottura del pane, per esempio. Incredibile, Sì, molto bello, molto bellissimo. bello. Cioè quando, ricordo ancora quando Quando io mi immagino la tua emozione quando tu negli scavi ti affioravano queste cose dalla allora, terra. quando da nuraghe Maiori, ma questo credo che in un archeologo che lavora anche con una certa sensibilità, credo che sia un sentimento che provano tutti. Quello che succede quando trovi il reperto in Un'emozione ceramica, incredibile sì, questa. il reperto in ceramica cos'è? Prima ancora di chiederti a che cosa servisse, ti chiedi Sì, come fosse fatto, no? La morfologia dell'oggetto. sì. Allora cominci a percorrere, con i polpastrelli cominci a percorrere questo frammento che ti trovi fra le mani e ne percepisci la forma, percepisci addirittura la conduzione del cercine e poi senti la stecca che è stata utilizzata per uniformare quelle Incredibile. pareti, no? E A quindi distanza poi di quanti anni? a distanza Cioè quelli stiamo parlando dal 1400 a.C., nel nostro caso, fino al IX secolo quindi a.C. ho un'emozione incredibile, toccare una cosa di 3000 e passa anni. Sì, senti la cosa bella, molto suggestiva, è anche questa di ricostruire l'azione che ha Sì, portato a formare quell'oggetto. Quindi quando mi si chiede la vita quotidiana dell'Uraghe Maiori, della vita quotidiana facevano parte anche quegli artigiani sì, che che preparavano queste preparavano, cose, sì, quelle dita femminili o anche sì, maschili che si sentono appunto nel percorrere la superficie di una ceramica, di un vaso, di un piatto, di un sì. tegame, di quel che